Buonasera a tutti, buonasera a tutte e benvenuti a questa assemblea di Confindustria Vicenza Giovani. È un grande piacere vedervi così numerosi, così speriamo vogliosi di sentire discorsi che possano essere di ispirazione anche. Vedete, il mondo è cambiato molto, noi siamo qua quest'oggi e stiamo ancora metabolizzando molti cambiamenti. Un cambiamento è il fatto che il mondo del lavoro, sempre di più dopo il periodo che abbiamo passato, sta tornando a ragionare sulla persona. E quando sentiamo la parola persona, ci vengono in mente tante altre parole. Una persona ha dei progetti, una persona ha dei sogni, una persona ha prospettive, aspirazioni. E il mondo del lavoro si è dovuto risvegliare da questo periodo che abbiamo trascorso, rendendosi conto che a volte ci siamo dimenticati, sia di noi stessi, sia anche dei nostri colleghi, dei nostri dipendenti, del fatto che le persone hanno questo tipo di aspirazioni e sempre di più, dopo quello che abbiamo trascorso, le persone in ogni ruolo possano ricoprire sentono il bisogno di ridare carburante alle proprie aspirazioni. E questo è uno dei cambiamenti che cercheremo di discutere quest'oggi. Un altro cambiamento è che Confindustria Vicenza ha chiamato un filosofo per moderare. Questo forse è il cambiamento più grosso, nel senso era impensabile in un mondo precedente che un filosofo moderasse un incontro di Confindustria. Forse questo è un cambiamento che ci fa ben sperare, perché si parla di persone. Io sono ben contento di essere qui con voi, perché parlando di persone parleremo anche, ovviamente, del lato umano, della relazione umana che intratteniamo con le persone che fanno parte del nostro mondo, quello del lavoro, quello dell'azienda, dell'industria. E cercheremo di ragionare anche su temi che sono molto delicati, perché quando si parla di persone si parla di cose delicate che possono toccare a volte anche nervi scoperti. E io credo che se dobbiamo guardare al periodo che abbiamo passato e a quello che vogliamo diventare, vorremmo diventare individui e persone che non hanno paura di affrontare i temi delicati. E allora io intanto ringrazio gli organizzatori per aver chiamato me e per avervi portati qui, e questa è un'assemblea particolare per tanti punti di vista, per il tema, come ho cercato di delineare. È importante anche perché è la prima assemblea della nuova presidente di Confindustria Giovani Vicenza, che è Camilla Cielo, e ci sarà il passaggio di testimone che avverrà proprio qui adesso sul palco, e infatti chiamo sul palco Giulia Faresin, che è la presidente uscente di Confindustria Giovani Vicenza. Prego. Scusate. Buonasera a tutti. Sono passati 3 anni da dividersi in 2 capitoli. Il primo, dinamico, i primi 18 mesi, nel quale abbiamo organizzato 2 missioni imprenditoriali all'estero, 12 visite aziendali, 2 corsi executive. Abbiamo celebrato i 60 anni del nostro gruppo di Vicenza. Abbiamo fatto la prima assemblea in diretta TV su TVA. E in quel periodo eravamo concentrati a contestare il reddito di cittadinanza e la quota 100. Poi questa dinamicità a febbraio 2020 si è paralizzata. Siamo quindi entrati nel pieno nel secondo capitolo, una fase critica, preoccupante e molto confusionaria. Ci si trovava in un momento nel quale l'abuso della rete creava talvolta disinformazione. Siamo ora in un ulteriore capitolo. Non saprei se chiamarlo terzo o quarto. Io in verità preferisco chiamarlo capitolo del fare, perché mai come in questo momento, come nazione, abbiamo più condizioni favorevoli del nostro solito, perché è riconosciuto che abbiamo e stiamo gestendo la pandemia in un modo serio e pragmatico, e perché siamo rappresentati da un premier rispettato e di competenza. È una fase nella quale finalmente, come italiana e come imprenditrice italiana che fa export, io mi sento davvero orgogliosa di esserlo. Dobbiamo essere orgogliosi dei numeri del nostro territorio, i numeri della ripresa che stiamo vedendo. Per questo voglio lanciare un messaggio positivo oggi. Abbiamo probabilmente affrontato il peggior momento della storia della nostra generazione di imprenditori, senza nemmeno sapere bene cosa stessimo affrontando, scoprendolo di giorno in giorno, ma continuando a credere che ne saremmo usciti. Siamo riusciti a dare speranza al territorio, perché ricordiamocelo, siamo i primi a dover dare il buon esempio ogni giorno quando entriamo in azienda e dobbiamo continuare a farlo.
Nel nostro ruolo di imprenditori ho sempre pensato quanto serva mostrare sicurezza, anche correndo il rischio di dare l'impressione di sottovalutare il problema. Chi sta alla guida non può permettersi di cedere al panico, di trasferire le proprie angosce, di dare l'impressione di non governare la situazione. In questi mesi mi è capitato di assistere a comportamenti volti a sottolineare i rischi, le difficoltà, le angosce, piuttosto che a trasmettere la calma. Questo anche da parte di chi era al governo, di istituzioni importanti, come se si volesse far capire lo sforzo compiuto per acquisire credito agli occhi degli altri, ed è un problema. Il credito si acquisisce se le persone che hai al fianco non si accorgono della complessità. Allora sì che hai fatto bene il tuo lavoro. Ora, in particolare, arriveranno molte risorse che dovranno essere ben investite. Il tema giovani sarà centrale e sarà compito del gruppo giovani continuare con sicurezza e tenacia a tenere viva l'attenzione sulle problematiche, ma soprattutto sulle opportunità che riguardano i giovani. Facciamoci sempre di più portatori sani ed entusiasti del cambiamento pragmatico e necessario del nostro territorio. Proprio seguendo il discorso illuminante del nostro presidente nazionale Riccardo Di Stefano, che è qui presente oggi e che ringraziamo, durante il convegno nazionale di Napoli la scorsa settimana, il cui titolo era Spazi, sono proprio gli spazi che ci dobbiamo prendere come giovani e spazi che dobbiamo accorciare tra le persone. Perché è nella relazione sociale, nella vita comune che i giovani crescono come persone e come professionisti attenti e responsabili, diventando così cittadini consapevoli del mondo. Per la prima volta, lo scorso settembre, abbiamo avuto il piacere di seguire un'assemblea senior di Vicenza, dove al centro del dibattito come priorità c'erano i giovani, giovani persone. Dobbiamo ringraziare per questo la nostra presidente Laura Dalla Vecchia, che è riuscita a creare un ponte e sicuramente a sensibilizzare tanti imprenditori su come si debba iniziare a cambiare l'approccio per essere aziende attrattive, e noi non possiamo buttare questo asset che ci ha creato. Dobbiamo fare in modo che le nostre PMI siano tanto attrattive quanto i grandi nomi delle multinazionali. Noi che possiamo avere la sensibilità più data dalla nostra età. Dobbiamo fare in modo che i nostri TS, le nostre università del territorio, creino percorsi formativi che combinino le materie STEM con le materie umanistiche e che siano veloci e dinamici nell'offerta, perché se in Italia ci preoccupiamo di capire se gli studenti si muoveranno da sud a nord o si iscriveranno alle università del territorio, dovremmo essere consapevoli e leggermente preoccupati invece che Amazon o Netflix, dopo aver invaso il commercio, la cinematografia e l'editoria, hanno tutti gli strumenti per entrare nel business della formazione terziaria, tagliando quello che può essere il valore aggiunto degli istituti di formazione del territorio, calati per le nostre necessità. Riportare quindi le persone al centro significa saper usare al meglio lo smart working e la didattica a distanza, che abbiamo imparato a conoscere per necessità e per imposizione. Pensare che oggi, 28 ottobre 2021, è stato indetto uno sciopero generale del pubblico impiego contro il rientro in presenza, significa che è proprio da qui che dobbiamo creare le basi non per il futuro, ma per l'attuale equilibrio che in particolare la generazione Z ci richiede. Riportare le persone al centro significa mettere al centro l'occupazione, significa riuscire a sapere leggere e interpretare le situazioni reali, sciogliere le situazioni complesse, sapere quando occorre fare un passo indietro, anziché osare e spingersi alla ricerca del limite. Tutto ciò lo insegna solo ed esclusivamente l'esperienza data dall'opportunità di relazionarci nelle scuole, nelle università, negli uffici, nelle produzioni, nel campo, qui, in momenti come questo. Ecco perché togliere la presenza vuol dire rinunciare completamente allo sviluppo della persona, abbandonarla a se stessa, porre le basi per una società molecolare, interconnessa nella solitudine e nel vuoto esistenziale. Una sconfitta della civiltà che noi come giovani imprenditori non possiamo permettere che accada. Abbiamo il privilegio di poter avere ruoli guida per molte persone e in molti campi, quindi confrontiamoci il più possibile tra di noi, con le istituzioni, con le scuole, con gli ITS, con le università,
perché è il mondo che ha bisogno sì di tecnici, ma che siano impegnati in un lavoro intellettuale che compia scelte etiche, sociali e culturali. In sintesi, per scrivere un algoritmo che implementi una decisione etica serve una preparazione a 360 gradi. L'interazione tra le persone è fondamentale per mantenere vivo quell'aspetto umano che nessuna macchina potrà mai sostituire e che costituisce una insopprimibile unicità. Per concludere, passo ai ringraziamenti. Inizio con le persone che hanno composto la mia squadra e che sono state con me 3 anni. I miei vicepresidenti, Davide Baù, Sofia Casolo, Roberto Fracca e Mattia Pedon, per la loro disponibilità e per la loro grande preparazione e professionalità. I consiglieri, Giovanni Carta, Camilla Cielo e Matteo Perin, per la loro preparazione, proattività ed entusiasmo. Ringrazio Luciano Vescovi che mi ha fortemente coinvolta fin da subito in presidenza senior. Ringrazio la nostra presidente Laura Dalla Vecchia per gli anni trascorsi insieme in consiglio, augurandole nuovamente il meglio per il suo mandato. Ringrazio il direttore Valeri per la sua disponibilità, Simone Sinico per le sue geniali idee, Roberta Dorigo e Gianluigi Boschiero sempre a nostro supporto e per ultimo il nostro Simone Bonini che, permettetemi la battuta, io glielo dico spesso, mi ha tanto sopportata e anche supportata, ma soprattutto supportata. Ringrazio la mia famiglia e i miei collaboratori perché sono stati anni fitti di attività e ho solo che trovato supporto in loro per portare avanti questo impegno come presidente. Ma il grazie più grande ovviamente va a tutti voi associati, amici e colleghi per la fiducia concessami. È stato un onore per me ricoprire questo ruolo. Faccio ora nuovamente le mie congratulazioni alla nuova presidente del gruppo Giovani di Vicenza, Camilla Cielo, e a tutto il nuovo consiglio di presidenza e vi auguro un proficuo nuovo mandato. Invito Camilla Cielo sul palco per questo simbolico passaggio di consegne e grazie a Giulia Faresin. In bocca al lupo. Grazie. Grazie Giulia, grazie per le belle parole e lasciami dire che sono davvero felice di aver fatto parte della tua squadra e soprattutto di essere qui oggi per presentare la nostra prima assemblea. Grazie inoltre a tutti voi di essere qui in presenza finalmente dopo questi anni di chiusure. Molti di voi si chiederanno il perché abbiamo scelto proprio questo luogo per svolgere la nostra prima assemblea. Abbiamo scelto il Lanificio Conte di Schio perché è stato uno dei simboli della prima rivoluzione industriale nel nostro territorio. Qui, come in altre aziende tessili, è iniziata la storia dell'attività industriale e un mondo completamente diverso da quello che eravamo abituati ad avere. Perciò, quale luogo migliore per raccontare il cambiamento del nostro mondo? Allora, la scintilla fu un'invenzione. Oggi è stata una pandemia. Ma allora come oggi, l'uomo si è adattato al cambiamento, abbandonando le iniziali paure per costruirsi un futuro migliore, cogliendo le opportunità che il nuovo corso gli offriva. Anche per noi il 2020 è stato un anno di paure, ma oggi finalmente siamo qui insieme in questo bellissimo luogo per parlare con fiducia del futuro e delle straordinarie opportunità che si prospettano per noi. Come un cerchio che idealmente si chiude, mentre a quel tempo al centro delle aziende vi furono le macchine, oggi noi scegliamo di mettere le persone. Oggi in questa assemblea abbiamo deciso di dare voce a chi con le persone lavora.
perché siamo profondamente convinti che la vera ricchezza delle nostre aziende non siano gli asset, ma le persone che le compongono. Volevo inoltre ringraziare e dare un annuncio alla Presidente, che la Presidente Laura Della Vecchia oggi è entrata ufficialmente nel board dell'Università di Verona, per cui le faccio le mie congratulazioni. Ringrazio nuovamente Giulia, il presidente Riccardo Di Stefano e tutto il mio consiglio che mi ha supportata in questi mesi difficili, anche perché essendo incinta non potevo essere in rappresentanza in tutti gli eventi, però loro sono stati veramente la mia forza. Quindi buon ascolto e buon proseguimento. Grazie. Allora, grazie intanto alla Presidente uscente e alla nuova Presidente per questo cambio di testimone, questo scambio simbolico. Io chiamerei sul palco le prime due persone con cui dialogherò e che cercheranno di dialogare, ovvero Raffaella Caprioglio, Presidente di Umana, e poi Paolo Tosi, responsabile del personale Fincantieri del sito di Monfalcone. Prego, come... Raffaella, allora, quando si parla di persona, ovviamente viene subito in mente quella che è la selezione delle persone che entrano a far parte nel mondo del lavoro. Allora proverei a chiederti un ragionamento su come è cambiato in questo anno il modo con cui il mondo aziendale si approccia alla selezione del personale, quali sono le caratteristiche, quali sono gli approfondimenti che si cercano e se c'è una differenza col passato. C'è molta differenza col passato, anche se qualche tendenza la sentivamo già prima della pandemia. La principale è che tutte le aziende, per le trasformazioni che hanno avuto al loro interno, richiedono, come diciamo noi, di alzare l'asticella su qualunque tipo di risorsa. Questo significa che alzandola si è la rosa di persone sulle quali agire si è un po' ristretta. Ciò nonostante le persone alla fine si trovano, perché io sento spessissimo dire non si trovano le persone, non si trovano le persone. Noi oggi in questo momento abbiamo 30.000 persone assunte da Umana che lavorano nelle aziende, di cui 7.000 a tempo indeterminato, quindi vuol dire che insomma in qualche modo le nostre bravissime colleghe perché Umana nelle filiali ci sono praticamente solo donne e noi siamo l'85%, ma no, 87%, ma non per scelta, per capacità, perché noi donne siamo più brave in questa arte. Una maggiore attenzione, quindi. Sì, no, ma proprio di incrociare, mediare, trovare la soluzione. Quindi è cambiato questo, sono cambiate le caratteristiche che vengono richieste oggi dalle aziende. Il tema delle soft skills non è un tormentone che si sente, ma è verità, ed è testimoniata da un dato che ha colpito un po' tutti nella ricerca che abbiamo fatto con Federmeccanica, da cui è emerso che le prime caratteristiche individuate come indispensabili dagli imprenditori metalmeccanici, 800 aziende intervistate, è uscito che il pensiero analitico e la capacità di problem solving. Queste sono state le cose più richieste prima ancora delle competenze tecniche. Questo vuol dire qualcosa. Poi c'è una buona notizia per il filosofo, perché sono sempre più richieste le competenze, le ibridazioni, anche qua, come vediamo, le competenze trasversali. Noi stessi stiamo facendo un'interessante ricerca con un importante collegio di merito proprio su come integrare le competenze dei filosofi per entrare in questo mondo. Questo mi fa molto piacere, ecco, volevo dare questa notizia. Abbiamo sentito anche nel discorso di scambio di testimoni, abbiamo sentito certo. parole come etica, abbiamo sentito parole come progetto, come aspirazioni, e queste sono molto più che soft skills, sono cose molto personali. La pandemia ha cambiato perché c'è questa notizia di questi giorni, questo accade soprattutto nel mondo anglosassone, però per esempio negli Stati Uniti tantissime persone stanno abbandonando i loro posti di lavoro perché si sono riscoperte vogliose di seguire il loro progetto di vita. Ora, è evidente che questo è uno slancio anche emotivo. Come il mondo del lavoro sta interpretando questo aspetto? Questo è vero, ed è vero anche che abbiamo visto tantissimi cambiamenti di posti di lavoro, passaggi da un'azienda all'altra, proprio anche durante il periodo della pandemia.
dove in effetti noi meno su alcuni fronti, ma insomma siamo stati estremamente operativi, perché è una questione anche credo sociologica, psicologica, perché è chiaro che con la pandemia abbiamo avuto tutti forse più tempo di riflettere, di ragionare, di cercare qualcosa d'altro che ci liberasse forse da quella costrizione. Poi se le scelte sono state giuste o meno lo vedremo, ma questo è un fenomeno che c'è stato. E un altro fenomeno particolare è che oggi le aziende stanno cercando tutti i modi per vendersi alle persone, no? Prima erano persone che andavano in cerca dell'azienda, adesso noi stiamo lavorando tantissimo per aiutare aziende che non sono così conosciute come marchio, magari sono aziende, anzi sono aziende straordinarie, le aiutiamo a collegare la ricerca sofisticata che noi facciamo anche attraverso la società di recruiting che abbiamo acquisito lo scorso anno con l'employer branding, perché è diventato un bisogno. I ragazzi chiedono sicuramente anche chiedono quanto staranno a lavorare da casa, infatti il discorso che ho sentito anche sulla pubblica sì è così, però perché forse lo chiedono quelli che devono ancora cominciare a entrare nel mondo del lavoro, perché quando uno c'è capisce l'importanza del contatto, della condivisione, crescono come persone stando assieme agli altri, quello non si fa a distanza. Certo, questo dell'attrattiva è un tema interessante e passerei quindi la palla a Paolo Tosi. E non solo l'azienda cerca di rendersi più attrattiva, ma gli argomenti di attrattività sono cambiati. Nelle aziende, lavorando insomma nelle pubbliche relazioni, ci siamo accorti che le persone richiedono anche, per esempio, nuovi criteri di selezione alle aziende, per esempio la gestione del Covid. Allora, nell'ambito della selezione del personale, come questo ha trasformato la relazione con i potenziali futuri impiegati e lavoratori? E anche un punto ti chiederei di ragionamento sulla relazione con i sindacati in questo, certo, perché anche queste relazioni sono cambiate molto. Certo, la tematica Covid è una tematica che ha toccato tutte le aziende. Io parlo ovviamente di Fincantieri, ma tutte le aziende sono state toccate fortemente da questa tematica. Le aziende vengono da 1 anno e mezzo dove l'utilizzo dello smart working, ove possibile, è stato massivo, e tutti gli strumenti ovviamente di cassa integrazione, eccetera, eccetera, quindi vengono da un momento estremamente difficile di ripensamento totale dell'azienda. Oggi ci troviamo a dover richiamare le persone all'interno della realtà per certe lavorazioni, soprattutto Fincantieri, parliamo di una realtà che costruisce delle navi da una lamiera, diciamo, quindi ogni saldatura ha un nome e un cognome, quindi la presenza massiva in Fincantieri è un qualche cosa di insito nel business stesso. È chiaro che ora quando noi approcciamo un candidato, il candidato ci chiede non solo quale sarà il suo percorso di crescita, quale sarà ovviamente la sua valutazione, come sarà valutato, dopo quanto, eccetera, eccetera, ma ci chiede anche una tutela, cioè ci chiede di capire come viene gestito il Covid, o meglio il Covid, come vengono gestite le tematiche Covid, quindi il Green Pass piuttosto che la temperatura, se viene presa o non viene presa, se lo screening come viene fatto, il tracciamento dei positivi, eccetera, eccetera. Tutto questo rientra in una domanda specifica che ci viene fatta ogni volta che approcciamo un candidato. Entro in un posto sicuro? Questa è la domanda che si pone il candidato. La risposta in Fincantieri è sicuramente sì, nel senso che noi nel sito di Monfalcone abbiamo un transito di 10.000 persone ogni giorno all'interno della realtà, 10.000 persone che vengono tutte controllate in termini di Green Pass e in termini di temperatura. Abbiamo all'interno del sito un hub vaccinale, abbiamo all'interno del sito una zona per fare i tamponi, quindi il contact tracing è immediato sostanzialmente ed è sicuramente uno degli elementi di attrattività dell'azienda. Il rapporto con i sindacati. Il rapporto con i sindacati in Fincantieri è un rapporto atavico e i sindacati, devo dire, non sono mai stati contrapposti in questo caso all'azienda, ma sono stati parte di un progetto, di una discussione, diciamo, continua e costante che vi è attualmente sulla gestione delle tematiche Covid. Quindi per una prima volta non li abbiamo visti forse come seduti al di là del tavolo, ma nello stesso tavolo.
Questo è importante. Un altro elemento che all'interno della vicenda di Covid abbiamo vissuto è il problema della formazione. Ora io so che Fincantieri è molto fortissimamente legata al mondo, per esempio, degli istituti tecnici o anche dell'università. Com'è cambiato questo rapporto? Perché insomma, l'abbiamo visto con la didattica a distanza, con questi aspetti, molto spesso abbiamo sentito dire c'è un'intera generazione che magari ha perso un intero anno di competenze, un intero anno di esperienze. Questo ha creato un contraccolpo per voi e se sì, come pensate che possa essere risolto questo? Ma sicuramente la didattica a distanza per certi versi e per la navalmeccanica non è così semplice, nel senso che l'azienda ovviamente è presente in tutti gli ITS, è presente nelle università, nelle business school, eccetera, eccetera, e se per le università e per le business school anche la didattica a distanza o comunque la presenza di Fincantieri è stata possibile, chiaramente meno nella didattica ove la presenza fisica era indispensabile. Ad esempio, noi diamo a degli istituti tecnici la possibilità di avere dei nostri manager che vanno all'interno dell'istituto per insegnare sostanzialmente tematiche quali la saldatura piuttosto che la saldocarpenteria, eccetera, eccetera. Quindi durante la pandemia quella parte ha avuto un leggero contraccolpo. È chiaro che adesso che fortunatamente con un po' di coscienza siamo riusciti a ritornare anche in aula a fare delle attività formative, questo ha incentivato, infatti le richieste da parte degli ITS, da parte di tutti gli istituti tecnici insomma della zona sono state molteplici proprio per riprendere quelle good practices che avevamo purtroppo per certi versi stoppato, non abbandonato. Questo è un punto essenziale che mi porta a un collegamento e ripasserei la palla a Raffaella. Abbiamo di fronte a noi un periodo che può essere straordinario o disastroso, dipende un po' da come poi verranno gestite le risorse che abbiamo. Allora, due parole su come, secondo voi, ovviamente poi questa è una domanda a entrambi, secondo voi dovrebbero venire gestite quelle risorse, non solo economiche, ma anche umane, che ci troviamo a dover gestire per fare l'ultimo salto fuori da questo periodo? Sicuramente la formazione è strategica da questo punto di vista, sia per l'ingresso di nuove risorse. Su questo noi lavoriamo con le academy che costruiamo per le singole aziende. Partiamo adesso col secondo progetto con Federmeccanica proprio per fare dei percorsi ad hoc per i lavoratori della metalmeccanica, ma non solo, lavoriamo con tutti i settori e poi sì, continuiamo la nostra attività di collaborazione sicuramente con gli ITS tantissimo perché siamo fondatori di 23 ITS in Italia. Questo è assolutamente fondamentale il tema della formazione, ma non lo è solo per i nuovi ingressi, lo è per i nuovi ingressi per trovare risorse che non si trovano, perché io credo che a un certo punto, soprattutto in certe zone, adesso questa zona sicuramente no, ma noi lavoriamo con realtà importantissime che insistono in territori dove le persone sono finite sostanzialmente, cioè ad oggi tutti quegli istituti tecnici, tutti gli superiori, i laureati, e spesso le persone non si spostano, anzi le persone non si spostano. Questa la stiamo vedendo come una grossa realtà, quindi è assolutamente indispensabile partire da un entry level diverso, un po' più basso e lavorare sulla formazione, quindi con l'upskilling e reskilling. Ovviamente questo vale in modo importante per le risorse interne all'azienda, perché come dicevo, proprio per la trasformazione che tutte le aziende hanno avuto, la maggior parte delle aziende, non tutte le persone hanno corso alla stessa velocità e quindi è chiaro che l'investimento nella formazione delle proprie risorse è importantissimo. È importante però, io questo lo dico sempre, capire da dove si parte, non solo in termini tecnici ma anche in termini motivazionali, perché se una persona non è motivata a fare un percorso di formazione e non si adeguerà mai al nuovo e quindi alla fine diventa quasi tempo perso, in quel caso sicuramente i percorsi anche di uscita guidata, perché non cioè, ogni persona secondo me può avere l'occupazione più adeguata, sia in entrata sia in uscita per poi trovarne un'altra. Di questo sono convinto e mi auguro che da quello che sto vedendo un po' dietro le quinte, quelle che saranno le nuove politiche attive del lavoro, dovranno essere fatte in questo modo, con una mobilità continua
tra le persone e le aziende, perché è evidente, anche per creare un bagaglio formativo che poi diventa anche un patrimonio di un territorio. Perché in questo modo le persone si arricchiscono e possono andare anche a nutrire quelle filiere così fondamentali e che sono una fonte di ricchezza per la nostra impresa. È l'atavica domanda filosofica se la motivazione si possa insegnare e se la volontà possa essere nutrita, mettiamola così. Insegnare la motivazione è dura, si può insegnare a vedere il buono delle cose che si hanno. Questa è sempre una grande regola, credo che valga per tutti, io l'ho fatta mia da sempre, perché nel momento in cui tu capisci o qualcuno ti fa capire forse che è bello. Oggi mi raccontava un capo del personale di una grossa azienda che un suo collaboratore è scappato per avere un mese di un'azienda che potrebbe avere un problema, ma queste persone potrebbero trovare dell'altro interessante, se n'è andato con la promessa di un lavoro di un mese, so dove, abbandonando per paura di ciò che può succedere, invece che saper contare su se stessi. Questo vuol dire che uno non ha coscienza di quello che sa fare. Per quello sarebbe bello avere alla francese il mid-career assessment di tutti, in modo da capire a che punto si è e cosa serve, perché dopo taccio, ma quando ho la fortuna di parlare con i decisori, coloro i quali stanno scrivendo le cose delle politiche attive o fanno la lobby a riguardo, io dico sempre una cosa: tutti pensano che politica attiva sia formazione. Politica attiva è anche formazione, ma dopo che si è capito una persona cosa sa fare, dove si trova, in che territorio e di cosa ha bisogno, altrimenti ci guadagnano solo i formifici e non chi fa l'attività rivolta al risultato. Cioè Certo. per me il risultato è rispondere ai bisogni delle aziende. Io non faccio Assolutamente. l'ufficio di collocamento, ma mi occupo di questo. Assolutamente. E chiederei in conclusione, visto che abbiamo toccato questo tema, che è un tema molto delicato, abbiamo detto temi delicati, quella paura di cui Raffaella parlava, che a volte può essere anche confusa con uno slancio in avanti. Credo che quella persona che ha fatto quel cambio un po' lo senta dentro di sé il fatto che quello slancio invece è un cambio di vita. Come gestire, come riconoscere la differenza fra una scelta di paura che ti danneggia, una scelta invece che è uno slancio in avanti, che è ovviamente un rischio che uno si prende e che però insomma può mettere anche in difficoltà un'azienda? Ma la tematica è una tematica, direi, in primis comunicativa, nel senso che bisogna parlare con il dipendente, cercare di capire effettivamente i bisogni del dipendente e anche i percepiti del dipendente. Mi spiego meglio, cioè magari l'azienda si impegna in maniera importante ad attuare delle tematiche appunto formative, piuttosto che formative nel nuovo senso, sia in senso di formazione trasversale, quindi dando la possibilità alla persona non solo di fare un'esperienza formativa vecchio stile, per intenderci, quindi chi ti forma, tu apprendi e poi metti in atto, eccetera, eccetera, ma addirittura una formazione che ti porta in nuovi ambienti per comprendere l'ambiente, per sperimentare, e questo è un puro costo iniziale dell'azienda, cioè l'azienda in questa maniera investe in maniera importante su quella risorsa. Poi è necessario comprendere se questo investimento sia in realtà un investimento che non può tornare indietro all'azienda come un boomerang, perché magari non è stato fatto quell'assessment di cui si parlava inizialmente con la persona, non si è capita la persona e si è dato un percorso formativo che magari è stato recepito come un qualche cosa: oddio, mi tolgono da un ambiente, una comfort zone, per mettermi in un ambiente dove sicuramente non farò bene, Certo. eccetera, eccetera. Questo è necessario, diciamo, sventarlo inizialmente, cercando di amplificare il dialogo con il singolo dipendente, per quanto possibile. Ovviamente. Rendere chiare le reciproche intenzioni fra il lavoratore e l'azienda, credo che questo sia insomma la cosa più importante della comunicazione. Io ringrazierei con un applauso Raffaella Caprioglio e Paolo Tosi, grazie mille. E ora, a quanto ne so, il prossimo ospite non è qui con noi fisicamente, è il presidente della Brazzale SPA, che è in collegamento, e chiedo alla regia, posso chiamarvi regia? Sì, posso chiamarvi regia? Sì, perfetto. Eccoci qua, benvenuto. Un applauso farei. Non sentiamo però. Non sentiamo. E qui c'è l'atavico problema. È il tuo microfono o siamo noi?
Io lo vedo acceso. Eccoci qua, attivato. adesso ci siamo. Come va in collegamento? Benissimo. Tutto bene con questo sfondo straordinario, straordinario. Devo dire che mi sta anche venendo un po' di fame, non è un buon trucco per mantenermi concentrato, ecco. Era il mio obiettivo. Perfetto, perfetto. Allora, intanto grazie mille per essere qua con noi, anche se non fisicamente. Non so se sei riuscito a sentire quello che avveniva prima di questo collegamento. Qui stiamo parlando di cose molto delicate, stiamo parlando di progetti di vita, stiamo parlando di individui visti prima di tutto come, diciamo così, persone che aspirano a qualcosa. E quando si parla di questo, si parla anche di famiglia. Si parla anche di progetti che esulano dal mero contesto lavorativo. E io so che la Brazzale è un'azienda che è molto attenta, per esempio, agli argomenti della maternità, all'argomento della relazione fra lavoro e famiglia. Allora proverei a chiederti questo prima di tutto: come gestite nella vostra azienda questa tematica? E dopo il periodo che abbiamo vissuto, che come abbiamo detto, insomma, ha reso più sensibili le persone anche a queste tematiche, come avete cambiato, se avete cambiato qualcosa nell'approccio a queste questioni? Innanzitutto vorrei salutare tutti posso chiamarvi ragazzi? Io devo ancora uscire dall'adolescenza, figuriamoci voi. Il segreto di un imprenditore, la bellezza di questo lavoro è che rimaniamo ragazzi tutta la vita. Proprio perché è nostro compito non essere mai la fotocopia di se stessi o di qualcun altro, ma ogni giorno pensare come se fosse la maledizione di un filosofo. Avete parlato prima di filosofi, no? La filosofia è una maledizione, è un pensiero continuo, ma è bellissimo. Io voglio ringraziare tantissimo l'invito di Camilla e della Presidente, perché è un'occasione per me per dirvi qualcosa di bello. Io oggi voglio dirvi qualcosa di bello. Voglio dirvi che noi come imprenditori, come vostri colleghi, abbiamo vissuto un'esperienza che è cominciata in Repubblica Ceca 20 anni fa, quando siamo stati calati in una realtà sociale nella quale la maternità, la procreazione è al centro, ecco, la persona al centro, la procreazione al centro, e tutto gira attorno. Tutti gli equilibri anche aziendali, gli equilibri sociali, e questo dà luogo a che cosa? Alla possibilità per le mamme o alternativamente il papà di prendere 4 anni di congedo parentale, fino a 4 anni di congedo parentale, con la garanzia del posto di lavoro. Ora qualcuno salterà sulla sedia, dice: ma cosa succede quando una persona sta via 4 anni? Beh, ve lo dico, non succede nulla. Io ho avuto tante collaboratrici che sono rimaste via per 6-7 anni, anche molto strette, e quando rientravano sembrava fossero rientrate dalle ferie, perché tutto è bilanciato in questo, ma fuori, nelle strade, nelle città, c'è vita, ci sono bambini, ci sono mamme con le carrozzine, ci sono famiglie, ci sono giovani che hanno procreato, e le nascite superano le morti. Questa lezione per noi, in un paese che è in una condizione drammatica, questa cosa ve la devo dire, è negativa purtroppo, noi stiamo vivendo una sorta di suicidio demografico. L'Italia ha perso l'anno scorso su 740.000 morti, 400.000 nati, ha perso 340.000 bambini, e con 130.000 immigrati fra l'altro, no? Ma ci stiamo letteralmente estinguendo, e ciò influisce anche sulla qualità della nostra società, sulla qualità della nostra vita. Le imprese sono delle comunità. Se non concepiamo l'impresa come una comunità, veramente non riusciremo mai a goderne anche per noi che ne siamo, diciamo in un certo senso, responsabili, in quanto detentori del capitale e organizzatori. Bene, se noi non riusciamo ad arrivare a questo, perderemo la parte più bella dell'attività di impresa. Ecco, cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo cercato semplicemente di reagire a questa situazione drammatica che esiste in Italia, in cui la maternità è stata relegata, è diventata un tabù, è diventata un ostacolo, e ci troviamo di fronte, come è capitato a me, a delle mamme o a delle giovani donne che arrivano e sono terrorizzate all'idea di comunicarci che
hanno una gravidanza in corso. Ora, questo è pazzesco e a questo bisogna reagire. Noi abbiamo reagito istituendo un baby bonus, è la prima reazione, ma non siamo andati a guardare cosa c'è nei contratti collettivi. No, non ci interessa cosa c'è nei contratti collettivi. Se la situazione è arrivata al punto in cui è arrivata è perché tutto ciò che c'è nei contratti collettivi e tutto ciò che è la nostra attività quotidiana è sbagliato. Allora dobbiamo reagire. Questo meraviglioso potere che abbiamo noi imprenditori di fare con la nostra testa e pagare con la nostra tasca. Ecco, su questo mi fermerei un attimo e vi direi, pensate a che potere straordinario abbiamo. Nessuno ce l'ha così. I politici che vi girano attorno non hanno nessun potere, perché un parlamentare deve convincere almeno 630 per riuscire a far passare una legge, anche solo nel proprio ramo del Parlamento. Capite? Un sindaco, un pubblico funzionario è legato a delle procedure che sono vincolate per legge, finisce davanti alla Corte dei Conti se commette qualche errore. Noi no, noi siamo liberi, abbiamo una libertà straordinaria, ma non ci pensiamo. Noi cerchiamo sempre i modelli altrui, i modelli già precostituiti. No, ma come? Ma è la disruption che piace tanto a voi, dov'è? Noi dobbiamo fare disruption anche nel sociale. Quando capiamo che la nostra società è fortemente malata, ha un tarlo, è una dittatura senile, dobbiamo reagire e noi abbiamo un potere enorme. Io sono qui per farvi una proposta, per lanciarvi una proposta. Noi imprenditori, alcuni imprenditori hanno adottato queste misure, o baby bonus o qualcos'altro, non importa quanto, non importa. Capite? L'importante è il significato simbolico, è restituire ai nostri dipendenti la convinzione che per noi la maternità è al centro, la procreazione è al centro, è la cosa più importante. Mandate i telegrammi quando nascono i bambini nelle vostre aziende. Non costa nulla, ma ha un significato straordinario, enorme. Ecco, abbiamo aggiunto una cosa, perché il punto chiave, mi sento di dire, che è dare il tempo ai papà e alle mamme. E dare il tempo significa per noi essere molto elastici nell'area di lavoro, ma anche dire agli altri collaboratori che devono rispettare i loro colleghi che vivono quel momento, che deve essere il più bello della loro vita, ma anche della nostra vita, della vita di comunità aziendale. E allora abbiamo pensato di fare una cosa, visto che lo Stato italiano è totalmente latitante. Nel PNRR non c'è nulla, c'è soltanto qualcosa, pochi miliardi per l'edilizia scolastica, per fare nuovi asili, ma gli asili non servono a nulla se le mamme stanno a casa con i bambini. E la mamma a casa con il bambino, più raramente il papà, ma c'è anche questa possibilità, la mamma a casa con il bambino è una garanzia di una vita piena, di una vita più bella per la mamma e per il bambino nella prima infanzia. Questo è l'obiettivo che hanno già raggiunto questi paesi dove io oggi mi trovo e noi, dal quale noi siamo lontani, perché nemmeno ne parliamo. Abbiamo come azienda adottato, e rispondo alla domanda, anche l'allungamento di un anno del congedo parentale. Cioè, finito, esaurito il primo anno di obbligatorio e facoltativo, noi diamo la possibilità ai nostri dipendenti, sia mamma che papà, di restare fino ad un altro anno a casa attraverso un contratto che è un part-time a tempo, diciamo un part-time di un anno, fino ad un anno, con retribuzione al 30%. È un escamotage per realizzare questo risultato. Cosa cambia? Ma cambia tutto perché soprattutto per noi imprenditori scopriamo che c'è una dimensione che oggi è negletta, scopriamo che noi stiamo sbagliando, che noi stiamo trascurando un aspetto di straordinaria importanza. Quando ritornano dopo queste maternità piene, queste maternità armoniche, felici, queste persone, si vede che sono persone realizzate, che sono persone felici, che sono persone che possono tornare mature e felici al lavoro. Ti interrompo perché questo è un punto interessante. Mi sembra che tu stia, diciamo così, proponendo un ritorno a quella che è comunque un'imprenditoria un po' più classica, perché quando io vado a riguardare l'immagine che ho dei vari, a partire dall'Alessandro Rossi, visto che siamo a Schio, ma pensando a Olivetti, Einaudi e via dicendo, io mi rendo conto che quello che tu stai dicendo è: cerchiamo di rendere la relazione con il dipendente
più chiara, come diciamo prima con Paolo Tosi, nelle intenzioni. Cioè nel senso, quello che tu hai detto, che sembra una stupidaggine, il telegramma, ok? Che adesso il telegramma invece è diventato un messaggio WhatsApp. In realtà il telegramma ha un simbolo un po' più concreto, è quello di dire, guarda, io ho attenzione per questo aspetto. Quanto è pericoloso, secondo te, invece, il fatto che durante la pandemia, io credo dall'una e dall'altra parte, dalla parte dell'imprenditore, che insomma ci ha avuto le sue gatte da pelare, mettiamola così, dall'altra parte del lavoratore, ci sia una chiusura di paura, che poi si traduce in un impedimento di comunicazione reciproca. Come si risolve questa cosa? La gran parte delle imprese vicentine sono imprese familiari, nel senso che sono di proprietà di famiglie, per cui vivono la realtà familiare nella proprietà, ma sono imprese familiari nel senso che il datore di lavoro, l'imprenditore conosce, ha relazione personale continua con i propri dipendenti. Dunque questo aspetto comunitario della dimensione aziendale è molto più forte. E noi affrontiamo assieme le difficoltà della vita, affrontiamo assieme le difficoltà del mercato. Ci saranno nuove forme, nuove difficoltà, non saranno le pandemie, saranno le inflazioni, saranno le crisi di approvvigionamento delle materie prime. La vita è difficoltà, ma ciò che noi dobbiamo realizzare è un po' un villaggio, si potrebbe avvicinare l'immagine del villaggio di Asterix, in cui noi siamo compatti, in cui noi curiamo gli aspetti più importanti della nostra umanità. E cosa c'è di più importante della procreazione? Cosa c'è di più importante della protezione della mamma nel momento in cui lei vive il momento più bello ma più delicato della propria vita, che è un momento estremamente prezioso per noi, è un atto di egoismo questo, perché senza i bambini, senza la procreazione, la società non solo muore, ma quel poco che resta è brutta. Noi oggi viviamo, pensi, una dittatura senile, in cui noi, le generazioni nostre, quelle prima di noi, sono capaci di spendere 270 miliardi per le pensioni e di non trovare 9 miliardi, per i conti li ho fatti io, 9 miliardi per garantire alle mamme 400.000 nati 2 anni in più di congedo parentale. 9 miliardi, coincidenza, sono l'importo che costa il reddito di cittadinanza. Io quello che vorrei, mi permetto di lanciare a questi giovani stupendi che sono raccolti oggi, è una specie di un lancio rivoluzionario che viene fatto a fin di bene, una rivoluzione di bellezza che nasce da noi, nella nostra totale libertà, senza trattare nulla con i sindacati, senza aver bisogno di chiedere ai parlamentari nuove leggi, senza andare a guardare se ci sono esenzioni fiscali per quello che facciamo. Ma chi se ne importa? Se le nostre aziende non sono capaci di dare una mensilità aggiuntiva a chi ha un figlio o lo adotta, è meglio che chiudano subito, sono inezie rispetto ai nostri fatturati. Dunque, quello che io vorrei fare questa sera è portare la testimonianza di ciò che noi abbiamo già vissuto con altri amici imprenditori, con Vincenzo Bulla, con i Vellar, con i Busin. Abbiamo scoperto che è facile e che è stupendo e che soprattutto realizza una funzione di noi imprenditori che è una funzione grande, una funzione nobile anche. Tu hai citato prima Alessandro Rossi. Certo, non dobbiamo confondere però questo aspetto con quell'idea di impresa non profit. L'impresa deve fare profitto e deve fare profitto proprio per garantire alla propria comunità aziendale la forza di vivere bene, di essere resistente, non resiliente, è un termine moderno di moda, resistente alle avversità. Così noi scopriremo una dimensione soprattutto stupenda, bellissima. Grazie, grazie veramente. Facciamo un applauso. Credo che parlando di persone questo sia un messaggio importantissimo, quindi grazie mille per aver portato questo messaggio e buona continuazione. In bocca al lupo. Grazie a voi, buoni lavori. Ripartire quindi dagli imprenditori, che è una cosa un po' ridondante da dire qui, mi sa, cioè credo che vogliamo tutti ripartire dagli imprenditori, giusto? Però in un modo più umano, e questo credo sia molto interessante. Allora inviterei sul palco Lucrezia Robles, che è specialista PR di Seller Royal Group. Facciamo un applauso a Lucrezia.
Allora, Lucrezia, con te mi piacerebbe discutere della responsabilità sociale delle imprese, cioè il ruolo che le imprese giocano sul territorio, ma non solo, anche sulla percezione, per esempio, che i giovani hanno del mondo imprenditoriale. Tu, occupandoti di quello di cui ti occupi, credo che vedi ogni giorno, senti ogni giorno reazioni a questo tipo di aspetto. Allora, come è cambiato questo aspetto della nostra società e cosa secondo te un'impresa dovrebbe fare per migliorare la relazione con il territorio e con chi, insomma, valuta eventualmente di entrare nel mondo del lavoro? Beh, innanzitutto quello che abbiamo pensato noi come azienda, soprattutto in un periodo in cui il nome lo dice sicuramente, la bicicletta ha vissuto un momento anche di rinascita, diciamo, rispetto a quelli che sono stati i tempi pregressi, abbiamo deciso di puntare molto su quella che è la cultura. Quindi con attività di cultura non solo verso l'interno, su quelli che sono i nostri colleghi, su quelle che sono tutte le attività che noi in cui li coinvolgiamo internamente, ma di coinvolgere anche quello che è l'esterno della nostra azienda, quindi la comunità e il territorio. Lo abbiamo fatto da inizio anno con attività come simposi digitali, il Mobilitars per esempio, o attività a supporto del territorio in cui sia i dipendenti che i cittadini potevano partecipare a delle biciclettate o a convegni che parlavano di cultura della bicicletta e di come questo mezzo potrà in futuro migliorare quello che è lo stile di vita delle persone, ma anche la serenità mentale dei cittadini. Lo abbiamo fatto grazie anche a quelli che sono stati i consigli dei dipendenti, quindi c'è anche un tema forte di ascolto. Noi lo facciamo attraverso un progetto chiamato iCare, che mette al centro di quelle che sono le attività di Selle Royal Group i pensieri e i consigli che riceviamo appunto da tutti loro. iCare è un progetto che nasce nella nostra azienda, un brand, chiamiamolo così, che nasce nella nostra azienda nel 2016 e che ancora oggi portiamo avanti grazie appunto alle continue idee che continuano ad arrivarci annualmente dai colleghi. Io da filosofo vorrei tanto una bicicletta che mi permette di studiare anche libri mentre vado in bici. Non si può fare, non esiste No, un non modo. ancora, Dannazione. purtroppo. Ci ho provato con gli audiolibri, ma è un disastro. Comunque non riesco a memorizzare Diventa nulla. anche un problema di sicurezza, visto Porca. che siamo in tema. Esatto, adesso e ho provato a leggere il libro andando in bici, in effetti non è diventa stato un un po' gran complicato. successo, però non ditelo in giro qui a Perschio perché altrimenti mi arrestano. No, questo è un punto interessante perché hai parlato di simposi digitali, hai parlato di... allora, quando si ragiona sul contatto col territorio, poi quando si parla di digitale, ovviamente il territorio è qualcosa che viene meno. L'abbiamo sentito anche nel discorso di apertura di Giulia Faresin, l'algoritmo, Amazon, sono tutte cose che, di cui magari anche le persone, il consumatore riesce a trarne un frutto, però poi che distanzia il territorio. Allora ti chiederei, soprattutto visto il fatto che, non so com'è la vostra percezione, ma credo che la distanza del territorio sia ancora da colmare dopo quello che è accaduto nell'ultimo anno e mezzo, quali sono le politiche attive che si possono mettere in atto per, da un lato, salvare quello che lo smart working, il digitale, il mondo del virtuale ci porta come vantaggio, però senza dimenticare che poi bisogna tornare a fare le cose in presenza, bisogna esserci. Certo. Quali sono le politiche che la tua azienda o hai visto, insomma, nelle realtà aziendali mettere in atto e che possono essere efficaci? Beh, allora sì, ho parlato di simposi digitali, parlo anche di eventi fisici, quindi abbiamo coniugato quelle che sono state le attività digitali di Mobilitars, in cui abbiamo invitato quelle che sono anche le persone, le rappresentanze dei nostri territori e della nostra nazione, dell'Italia, a parlare dei loro progetti e delle loro attività che hanno appunto in moto in questo periodo. Lo abbiamo fatto però anche nel fisico attraverso veramente degli eventi di coinvolgimento per esempio nell'estate dello scorso anno, restando sempre in tema Covid, abbiamo organizzato una bellissima biciclettata a Voi Euganeo, quindi anche il centro purtroppo il fulcro di quello che è stato il Covid nella regione Veneto, e abbiamo dato spazio al territorio, abbiamo mostrato a quelle che sono le persone
come ciò che ci circonda può essere bello e può essere valorizzato. Non deve essere per forza una visita all'estero, abbiamo dei bellissimi spazi anche qui in Italia da poter visitare e visitare anche in modo sostenibile, quindi utilizzando un mezzo che ci garantisce anche un'attenzione alla sostenibilità. Tu, oltre ad essere una persona coinvolta nell'ambito imprenditoriale delle pubbliche relazioni, sei anche una persona molto giovane. Ok, ora non si chiede mai l'età, quindi non lo farò, però mi interessa sentire da te come i tuoi coetanei stanno vivendo questo momento di transizione. Credo che tu abbia relazioni anche con persone che magari non hanno ruoli in aziende o cose del genere. Qual è la percezione che hai di questo periodo? Beh, allora, innanzitutto io oltre ad occuparmi di quelle che sono le tematiche PR, quindi la comunicazione, mi occupo anche di selezione, quindi vedo anche come effettivamente i ragazzi della mia età si approcciano a quello che è il mondo del lavoro di oggi. C'è purtroppo un problema legato alla paura. Una paura di un ambiente che sta diventando purtroppo sempre più meno dinamico, meno intraprendente, in cui la persona forse è meno coinvolta perché appunto c'è tutto questo smart working, tutte queste attività a distanza che sì, permettono di essere più flessibili, tra virgolette, ma allo stesso tempo, come dicevano altri colleghi prima di me, non permettono di crescere anche personalmente. Quindi quello che do io anche come consiglio ai miei coetanei è quello di essere sempre presenti e di essere intraprendenti e dinamici nelle attività che portano avanti in azienda o comunque anche al di fuori del mondo aziendale. Quindi non avere paura di essere fisicamente vicino a qualcun altro, perché il Covid ci ha messo appunto paura di stare vicino alle persone. Stare vicino e imparare e assorbire il più possibile da quelli che sono anche le figure professionali che possono insegnarci e che devono insegnarci anche per il futuro. L'altro pericolo è che, superato questo momento, dimentichiamo anche tutto ciò che di buono la tecnologia ci ha dato. Secondo te questa cosa è stata introiettata oppure rischiamo di abbandonarla? Perché quello sarebbe comunque un grande pericolo. Voglio dire, il Covid è stato anche l'occasione di dire, penso soltanto al mondo universitario, di dire, ah ok, guarda, c'è anche questo. L'abbiamo imparato secondo te oppure... Sì, sicuramente c'è ancora tanto da lavorare. La formazione online ha garantito di portare avanti magari tantissime attività che purtroppo per le circostanze di questo periodo sono state bloccate. Vedo come in azienda da noi tantissime attività, tantissimi corsi di formazione a causa del Covid si siano bloccati, ma di come anche il supporto di quelle che sono le società che offrono questi servizi di formazione ci hanno garantito in modo da portare avanti appunto anche una formazione continua, che è quello che il dipendente si aspetta un po' anche dall'azienda di base. Io ti ringrazio molto Lucrezia, facciamo un applauso a Lucrezia che ha portato una testimonianza importante, grazie mille. Quindi, insomma, non dimenticarci, usare questo periodo anche per trasportare qualcosa di buono. Ecco, questo anche al mondo aziendale, secondo me, è una cosa fondamentale. Io, prima di fare quello che sto facendo adesso, ho lavorato in un'azienda dove il programma informatico era tipo del 1999. Non era esattamente agevole nel 2013 gestire in quel modo. Quindi, insomma, che l'innovazione non sia soltanto un pericolo, ma sia qualcosa che ci spinge a usare in modo virtuoso questi aspetti della nostra vita. Io chiamerei sul palco adesso il prossimo ospite, che è Luca Vignaga, CEO di Marzotto Lab. Facciamo un applauso. Molto piacere, prima non ci siamo salutati. Allora, posso sedermi oppure? Come vuoi. Allora, se tu stai in piedi, io sto in piedi. Se ti siedi, mi siedo anch'io. Come vuoi. Cambiamo. Allora, io con te, Luca, vorrei parlare di un aspetto che abbiamo già toccato, che però vorrei approfondire un po', che è quello della comunicazione interna. Perché in un periodo normale, la comunicazione interna di un'azienda è già il primo problema di un'azienda. Di solito quando non ci si parla fra capodipendenti o fra colleghi succedono dei disastri. Ora, con lo smart working si è aggiunto un filtro, che è quello dello schermo. Pensiamo che fare le video call sia come fare le riunioni. Non è vero. E allora ti chiederei
come viene gestito all'interno di Marzotto Lab la comunicazione interna, quali sono magari anche le criticità nuove che sono emerse nell'ultimo anno e mezzo, e se hai dei consigli, perché io credo che qui abbiamo tante persone che si scontrano ogni giorno con questo problema, comunicare in modo chiaro e insomma senza fare troppi danni. Intanto grazie e complimenti per il fatto di aver dedicato un'intera assemblea ai temi HR, ai temi sulle persone, perché credo che su questo argomento dobbiamo tutti crescere e lo scambio di idee e di informazione sia non mi prendo meriti, sono stati gli organizzatori importante. e mi hanno detto parliamo di questo. Okay. Bene, bravi, quindi bravi, fatevi un applauso. Per arrivare alla tua domanda, guarda, io intanto ho capito che la comunicazione interna era importante non tanto lavorando in Italia ma lavorando fuori. Per 3 anni ho fatto un'esperienza, 2 anni e mezzo, ho fatto un'esperienza con una multinazionale e lì ho capito che la comunicazione interna era fondamentale nella gestione non solo delle persone, ma anche delle persone rispetto alla cliente. Tant'è che la comunicazione interna era nel marketing. Il che uomo di HR in passato, per 25 anni, dicevo no, è un'eresia, insomma, non si può fare la comunicazione interna dal mondo del marketing. Invece poi ho capito che aveva tutto un suo senso. Perché? Perché, brevissimamente, perché se tu vuoi trasferire dei valori, un'identità al tuo consumatore, ma come fai a non averla chiarita alle tue persone dentro, che sono effettivamente il motore della tua azienda, del prodotto, del servizio che vai a costruire? E allora per fare questo non si può lasciare la comunicazione al caso. Questo è il primo aspetto, perché tu, che sei un esperto di comunicazione, puoi insegnarmi che se tu non fai comunicazione, fai cattiva comunicazione. Sicuramente. Fai danni. Quindi, soprattutto. Normalmente noi, siccome pensiamo che la comunicazione interna sia una roba che vabbè, lasciamo, ma cosa serve? Ma la gente, tanto la gente viene a lavorare per guadagnare. No, non è così. Non è assolutamente così, e se ci guardiamo dentro, tutti noi sappiamo che lavoriamo certamente per l'aspetto retributivo, ma lavoriamo per tantissime altre cose. Queste cose vanno alimentate. Io penso sempre che spesso, anche nella mia organizzazione, la gente salga ipoteticamente in un pullman dove ci sono un paio di soggetti che fanno driver e co-driver e le persone non sanno dove stanno andando. Ecco, allora l'approccio di queste persone è: porto dentro tutto di me all'interno dell'organizzazione o la lascio fuori? Il coinvolgimento, la motivazione, se noi andiamo a vedere i sacri testi di psicologia, ci dicono che bisogna toccare alcune corde. Bisogna toccarle a livello globale e poi a livello personale, cioè a livello poi di propria posizione lavorativa. La comunicazione interna è fondamentale per poter per avere un'azienda coinvolta. Arrivo poi all'aspetto a me piace chiamarlo più home working, però insomma è sofisticazione. Anche perché a volte non è smart per niente. Esatto. Allora, in un'azienda dove noi abbiamo diversi plant, magari plant, anche noi abbiamo 2 plant in Repubblica Ceca e concordo benissimo con quello che diceva prima Roberto Brazzale sulla strategia che da lunghissimo tempo ha applicato la Repubblica Ceca. Allora, se tu hai diversi plant, diverse lingue, poi adesso si mette anche l'home working, hai un'azienda, passami il concetto, slabbrata. Hai una diffusa, meravigliosa per tanti aspetti, ma che fa fatica a fare comunità. Non prendetemi adesso, però insomma, quando nasce dal punto di vista organizzativo un'azienda? Dal punto di vista organizzativo l'azienda nasce 18-20 Matteo, Vangelo di Matteo, dove 2 o più sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Dove 2 o più si mettono insieme per discutere di un problema con un padrone o un obiettivo economico che hanno sopra, bene, in quel momento nasce un'azienda. Tant'è che l'organizzazione probabilmente più complessa, più distribuita e più lunga di tutta l'umanità è sicuramente la Chiesa.
Allora, finita questo passaggio, ecco, nel momento in cui quei 2 o più non sono fisicamente lì, questo è un bel tema. Perché allora tutti conosciamo, l'abbiamo visto l'anno scorso, e l'aspetto positivo oggi è che l'home working è diventato consuetudine, no? Io non potrei essere qua se fino a 3/4 d'ora non ero in collegamento con i miei in video call. Quindi fantastico, meraviglioso. Detto ciò, però, questo deve farci riflettere. È la stessa azienda? Ho l'impressione che su questo non abbiamo ancora sviluppato del pensiero. Ma è anche vero, se ci pensate, che all'inizio lo stesso libro inventato da Gutenberg era la riproduzione del vecchio libro degli amanuensi, cioè un nuovo strumento ma costruito come la riproduzione di un vecchio strumento. La stessa televisione all'inizio non faceva che riprodurre un percorso teatrale. Poi via via, ecco, allora anche la video chiamata, la video riunione, come diventerà nei prossimi tempi e soprattutto come noi utilizzeremo questo strumento digitale per poter avere un'azienda comunque unita, perché indietro non si torna, è come la velocità. Bloccare la velocità del nostro millennio è una roba impossibile. Bloccare il digitale, vorrà dire andare nell'otto. È impossibile. Bisogna però governarla e soprattutto nel governo bisogna metterci un po' di testa. Assolutamente. Capire anche quelle che possono essere le implicazioni psicologiche e sociali. Guarda, questo lo capisco bene perché io faccio un lavoro molto diverso da quello che fai tu, perché io alla fine c'ho un podcast, invito ospiti e durante il lockdown io mi sono detto basta, io non voglio più dialogare con le persone sullo schermo. Cioè uno che fa un lavoro digitale ha detto basta e infatti noi anche durante il lockdown abbiamo invitato soltanto gente dal vivo, ma non per un vezzo, perché mi sono accorto di una cosa che si collega a ciò che stavamo dicendo. Quando sei di persona, per esempio, se si sviluppa un contrasto lo puoi risolvere subito. Se sei oltre uno schermo non lo discuti neanche. C'è uno schermo. C'è uno schermo, c'è un filtro. Che è E allora, fantastico per i capi intermedi o per i capi. certo, Perché, forse... Siccome questo è uno dei grandi problemi, questo Questo è ti aiuta, però vero. pone altri problemi. È vero. E un problema è quello che a livello aziendale, e qui credo lo sappiamo tutti, il contrasto, cioè il saper gestire il conflitto e il contrasto è una delle primissime regole per gestire bene e tenere unita un'azienda. E allora, durante il lockdown e durante la pandemia, ma soprattutto adesso in questo periodo post-pandemico, come sono stati gestiti per voi, se sono stati gestiti, perché poi questi contrasti? C'è stato un modo, avete trovato un modo virtuoso per farlo? Allora, tutti abbiamo visto che la videochiamata ha un grande pregio. Elimina, concedetemi, non c'è il cazzeggio o è limitatissimo. Se uno dice ore 14, ci troviamo alle 14:01, una persona non è presente, parte. Minimo il WhatsApp, poi la telefonata, dove sei? Cioè, nella riunione il telegramma, come diceva Brazzale, no? Normalmente nella riunione, cioè in Italia si parlava del quarto d'ora accademico, no? Cioè un quarto d'ora accademico invece non è concepibile in una video call. E questo quindi dà una produttività estremamente elevata. Poi, come si suol dire, manca invece il passaggio del caffè, manca invece il passaggio, qualche caso sì, della famiglia sì, perché compare il figlio, il nipote o via dicendo. Ecco, però quella parte invece più di relazione umana, questo è un tema. Bisogna trovare un bilanciamento. Adesso io ho l'impressione, almeno proprio come esperienza molto personale, sto trovando un bilanciamento, perché ho avuto una repulsione dal 4 maggio dell'anno scorso, io ho detto basta, non faccio più niente. Poi lentamente ho cominciato a dire, no, però mi serve. Ecco, adesso le mie 5-6 video call settimanali le faccio, però comunque la necessità di andare, uno, in fabbrica, perché il suono della fabbrica è un'altra storia, e due, di andare a trovare le persone. Noi abbiamo, nel mio caso, la Mazzotto Lab ha 4 stabilimenti in Italia, 3 stabilimenti fuori, certo. C'è bisogno di vedersi. Per forza. Anche perché in questo momento c'è bisogno di dare speranza, lo diceva prima molto bene Roberto. Concluderei facendoti una domanda. Abbiamo parlato dell'unione all'interno dell'azienda, ma il tessuto industriale in Italia
come lo vedi? È unito? Andiamo nella stessa direzione dal tuo punto di vista? O c'è ancora un sacco questo è un da bel fare? tema. Mi pare che ci sia una riflessione, cioè abbiamo capito tutti che dobbiamo comunicare bene, meglio quello che facciamo nei nostri territori. La Presidente lo diceva anche ieri all'evento del Giornale di Vicenza, il Festival del Futuro. Questo l'abbiamo capito tutti. Il che vuol dire, e mi rivolgo sempre a te che sei un comunicatore, che non è, anzi che la competizione diventa ancora più alta. Mhm. Noi abbiamo delle esperienze in Italia felicissime, la Motor Valley, questi sono inventati un nome, un insieme di scuole, chiaramente un territorio estremamente prolifico dal punto di vista produttivo, e adesso stanno attraendo dei talenti. Prima richiamava Alessandro Rossi, che per me è tutto, anche perché poi dentro a uno dei miei brand, dentro il mio portafoglio, c'è l'Alane Rossi, che stiamo proprio cercando di rilanciare, per cui non tocco questo tema. Ma se dovessi dare un consiglio, c'è un libro su questo, che è appena uscito, tra l'altro di Neri Pozza, guardo sempre di nuovo la Presidente, di Pier Alvise Zorzi, che è Venezia, storia di Venezia spregiudicata. Storia spregiudicata di Venezia. Ed è un libro che io vi consiglio, anzi, se la Presidente dei Giovani Industriali lo regala, anzi no, non lo deve regalare, perché le cose regalate rischiano di essere sottovalutate, ma leggetelo, perché è la storia di come Venezia, in chiave di marketing, ha gestito i suoi 1600 anni, in particolare dal 800 al 1200, 1500. Allora, l'ha scritta un uomo di marketing e ha riletto tutta questa storia, cioè loro hanno creato simboli, hanno creato sistemi di comunicazione, una piccolissima realtà è riuscita a conquistare parte del Mediterraneo attraverso una strategia comunicativa. Se lo leggete, dice, ma è incredibile. Ecco, la domanda è come mai poi la terraferma si è fermata, cioè dopo questa storia conclusa nel 1700, poi non siamo riusciti a portarla. Ecco, credo che dobbiamo recuperare, visto che abbiamo una ricchezza straordinaria. Io mi domando sempre perché non esiste una biografia di Alessandro Rossi. Perché? Cioè, esistono un po' di libri, cioè, abbiamo l'epopea di Adriano Olivetti, ormai l'abbiamo capita, ma qua dentro, proprio qua. Ma guarda, posso darti una veloce opinione, perché in realtà noi siamo bravissimi in tante cose, ma a promuoverci non siamo particolarmente... Cioè, a Sant'Orso c'è Villarossi è un posto straordinario. Io mi ricordo quando andai in Francia, sono stato varie volte in Francia tu trovi dei cartelli con scritto Dolmen 5 km. Ora, io ho stima dei Dolmen, ma sei dei sassi, ok? Se mi dici che 5 km... Villarossi è segnalata solo a 1 chilometro, che è una cosa bellissima. Quindi in realtà sono d'accordo e purtroppo noi dobbiamo imparare a comunicarci territorialmente e facciamo ancora tanta fatica. Però lo dobbiamo fare, perché sennò la guerra dei talenti la perdiamo. Ribadisco, i talenti, io dico sempre, i talenti non sono mai le eccezioni. Ognuno di noi ha dei talenti che deve tirar fuori, però altrimenti perdiamo la ricchezza prospettica. Io ti ringrazio tantissimo per questo intervento, ci hai messo sulle spalle una responsabilità enorme, ci hai preso dal 1700 ad oggi, vediamo se sarà fattibile. Grazie mille, grazie mille. Un applauso quindi. Allora, perfetto, io chiamerei... Ho fatto io il danno? Mi sono avvicinato troppo al microfono, a posto, ci siamo. Bene, chiamerei sul palco, credo di essere ancora io a fare il danno, no, sono i tuoi microfoni, questa volta è colpa tua Simone, io non c'entro. Allora, chiamerei sul palco Camilla Cielo e Laura Dalla Vecchia, a cui facciamo un applauso, accomodatevi. Prendete pure posto, prego. Allora, Confindustria ha un ruolo fondamentale nel legare il tessuto industriale a quello che è il territorio e questo lavoro, come abbiamo visto insomma anche dagli interventi, in qualche modo è cambiato e deve ancora fare un lungo percorso di cambiamento. E allora chiederei alla Presidente di Confindustria Vicenza quali sono i modi con cui, secondo te, questo modo di comunicare deve cambiare e come cambierà nella relazione col territorio? Quali sono i progetti per far sì
che il tessuto industriale sia sempre più legato al territorio? Intanto, prima di tutto vorrei salutarvi tutti e ringraziare Camilla che mi ha invitato e farle tantissimi complimenti, perché signori nessuno lo dice, ma qui abbiamo a proposito di giovani, a proposito di investire nei bambini, abbiamo una presidentessa che insomma aspetta un bambino, e io sono davvero fiera che la nostra associazione possa anche mostrare questo. E poi volevo ringraziare Giulia che ha seguito i giovani per tanti anni e ha fatto anche un bellissimo discorso. Detto questo, cosa può fare Confindustria per legarsi al territorio? Allora, bella domanda, posso dire. Noi abbiamo anche questi eventi, sono sicuramente utili a promuovere la nostra attività, e anzi anche in questo caso vorrei dire bellissima serata con degli interventi fantastici e molto molto centrati. Complimenti a tutti quelli che hanno avuto insomma questa idea. Noi quello che dobbiamo fare, credo, è soprattutto lavorare sulle nostre persone, che sono i nostri ambasciatori sul territorio. Abbiamo sentito tantissimi esempi. Purtroppo le aziende, il mondo dell'azienda è dato un po' per scontato. Siamo in un territorio molto ricco di economia, che offre molti posti di lavoro, e questo è la nostra fortuna, ma anche per certi versi è un po' un limite, perché io credo che siamo talmente abituati che fuori dalla porta di casa c'è questa opportunità, che i giovani lo danno per scontato e cominciano a dire: ma tutto sommato andare a lavorare in azienda non è neanche così tanto stimolante. In realtà le cose così tanto stimolanti che negli ultimi anni ho visto affascinano tanto questi giovani, fare lo youtuber, fare lo chef, fare non so, molti altri lavori magari più creativi, non sempre garantiscono la stessa qualità della vita, e non parlo solamente dal punto di vista economico. Una delle cose che dovremmo ricominciare, secondo me, a sottolineare sono le cose che diamo per scontato. Ad esempio, la qualità della vita che ti offre l'azienda è anche poter lavorare 5 giorni alla settimana. Sarà una cosa anche banale, ma magari a qualcuno bisognerebbe dirlo, che se fai lo chef, se fai lo youtuber, se fai, che ne so, tutti i lavori a parte quelli dell'azienda. Io faccio anche lo youtuber e posso confermare, lavoriamo anche la domenica. No, e allora, sì. sai, a me piace tantissimo come idea certo, questa, guarda certo, che anch'io sono affascinata, però magari dopo l'entusiasmo iniziale qualcuno si rende conto che ci sono anche dei limiti, e invece il welfare e la qualità di vita che ti offre l'azienda non te la offre nessuno. Anche sapere che 2 settimane in agosto vai in vacanza, secondo me è una cosa che diamo tutti tanto per scontato, ma provate a fare lo chef, provate a fare l'infermiere, il dottore, tutti questi tipi di lavoro che sono entusiasmanti, però sono anche molto stressanti. Ecco, questa è una delle cose anche semplici, ma che potremmo ricominciare in qualche modo a pensare come valorizzarla. Altra cosa molto importante: le aziende sono una comunità, l'abbiamo visto, ti fanno crescere. Andare in azienda è incontrare gente, parlare davanti alla macchinetta del caffè. Stare a casa in smart working vuol dire mangiare da soli a mezzogiorno. La mattina ti svegli, ti metti solo la giacca, ti tieni le braghe del pigiama, poi mangi da solo e poi dopo aver mangiato sei di nuovo da solo davanti a uno schermo. Insomma, non credo, dopo un iniziale entusiasmo, io vedo tantissima gente che vuole tornare indietro. Una cosa che invece bisogna secondo me fare, e che forse sarà lo step successivo a essere diventati attraenti, come abbiamo detto anche in assemblea, abbiamo detto dobbiamo lavorare sull'employer branding, dobbiamo cercare di attirare i ragazzi. Io ho detto cosa molto importante, e prima Raffaella l'ha vagamente citato: la gente non si vuole spostare, non vuole venire a lavorare in provincia. Noi siamo in provincia, provate a immaginare un ragazzo laureato che vive a Padova e gli dici spendi 700-800 euro per andare a dormire a Caltrano. Io non so, non credo che sia tanto facile convincerli, e credo che non sia neanche tanto facile convincerli coi soldi, anche se glielo paghi l'appartamento non vengono. Io ho parlato di infrastrutture in questo senso. Abbiamo bisogno che la mobilità sostenibile sia forte. Alessandro Rossi
ce l'ha mostrato. La gente che esce da Padova deve dire vado a lavorare a Schio, a Tiene, ma poi alla sera torno a casa mia e la movida la trovo là. Poi dopo un po' che fa così, magari qua si trova anche la fidanzata, magari dopo lavoro si apre il bar fuori dalla fa, insomma la vita secondo me si rianima in questo modo, ma prima di tutto dobbiamo lavorare su questo. Oltretutto i giovani a questi sono molto sensibili perché è sostenibile il trasporto pubblico ed è una cosa a cui dobbiamo essere sensibili tutti quanti. Io la delega alle infrastrutture, e le infrastrutture per me non sono solo le strade e le rotonde, ma sono anche le ferrovie e trasporto pubblico e digitale. Un'altra cosa che volevo dire, scusami, Prego. relativamente all'incentivare i giovani è trattenerli. Di questo io parlo per esperienza personale. Abbiamo un centro di ricerca in azienda che mi sono resa conto è molto attrattivo perché facciamo ricerca e sviluppo spinta, ingaggiamo dei PhD costantemente, adesso ne abbiamo 3, ma insomma dipende dal momento, e vengono a lavorare da noi i ragazzi perché sono stimolati, facciamo moltissima ricerca, ma il problema non è questo. E vengono, scusate, ne ho 4-5 di Padova, uno dall'Olanda, e sono venuti e si sono presi l'appartamento, quindi penso insomma abbiamo avuto un grande risultato. Il problema è che questi, dopo che gli abbiamo insegnato tutto e sono bravissimi e gli dico adesso diventi capo, cambiano lavoro. E io di questa cosa sto cercando di capire cosa c'è che non va in questa formula, perché vieni da distante, facciamo ricerca e sviluppo, cresciamo, ti do l'aumento, ti do anche il livello, e ho cominciato a parlare con questi ragazzi e ho parlato con tutti quelli che mi capitano a tiro e che cambiano lavoro. Io gli faccio la domanda e gli dico ma perché cambi lavoro? Allora intanto mi hanno detto quasi tutti, e questo secondo me è un cambio anche di mentalità, che a loro non gliene frega niente di diventare capo e gestire persone. Insomma, per quelli della mia generazione è un'affermazione. Loro pensano, allora molti mi hanno detto io non voglio perdere tempo a gestire persone, decidere a uno a che ora deve andare, quando deve andare in ferie. Mi piace continuare ad imparare. E mi hanno anche fatto un esempio: è assurdo che quando tu diventi primario di ospedale, perché sei il più bravo di quell'ospedale, devi metterti a fare gestione del personale invece che operare tantissimo ed esprimere le tue capacità. Ecco, questo ci deve far riflettere su come cambiare i modelli organizzativi delle aziende, perché questi ragazzi che noi abbiamo mandato all'università e vogliono crescere, studiano, eccetera, lo vogliono continuare a fare e non hanno nessuna voglia di fare la gestione del conflitto interno. Certo. Per quello ci sono gli HR, quindi cerchiamo di tenerceli cari e ragionare anche su questi temi. Ecco, questo è interessantissimo. Peraltro insomma è una notizia di oggi pomeriggio, però tu rappresenti anche un legame fra quello che è il tessuto industriale e quello formativo, perché ti rinnovo le congratulazioni, insomma, anzi farei un altro applauso, sei stata nominata nel CDA dell'Università di Verona. Allora ti chiederei di spendere un paio di parole su come ti immagini questa opportunità e cosa secondo te può essere fatto in concreto in questa relazione complicata in Italia fra il mondo produttivo e il mondo della formazione. Allora, io intanto sono molto onorata di questa cosa che appunto è una notizia di oggi, e il motivo per cui sono entrata in questo consiglio di amministrazione è soprattutto il fatto che è una cosa che cerca di legare il nostro territorio all'Università di Verona e politicamente ha un significato. Il significato è che l'università vuole andare al di fuori del suo territorio, vuole essere aperta, e ha pensato di coinvolgere me per quello che faccio, insomma, per il fatto che insomma, hanno scelto me, cosa volete che vi dica. Il mio ruolo in questo caso non può che essere quello di incentivare, ed è quello che spero di riuscire a fare, l'accesso delle aziende al mondo universitario, inteso come collaborazioni per la ricerca e sviluppo e il fatto di sostenere dei PhD. Noi, cioè il ricercatore universitario, io questo lo faccio in azienda da tempo, ma perché
ce l'abbiamo nel DNA, facciamo ricerca e sviluppo sulla combustione e non la puoi fare da solo, dobbiamo lavorare con le università, ma questa è una cosa che dobbiamo comunicare, che dobbiamo far capire anche a chi non lo fa e cercare di facilitare questo tipo di contatti. E dopo, molto probabilmente, una cosa che stiamo ragionando anche in questi giorni, come imprese forse abbiamo fatto tanti anni, tante volte delle belle esperienze facendo delle borse di studio per gli studenti, delle superiori, delle medie. Un problema che abbiamo legato alla fuga dei cervelli è che i ricercatori universitari prendono 700 euro al mese, quindi anche questo potrebbe essere un nostro target, cercare delle soluzioni per cercare di lasciare questi ragazzi o questi ricercatori più tempo possibile all'interno dell'università, magari pensando a come diciamo, sostenerli economicamente o lavorare a livello politico con la politica per dire questo è un problema, ragazzi, dell'Italia, non è un problema delle imprese, è un problema proprio della nostra università. Questo è molto importante. Ti ringrazio molto. Io lascerei alcuni momenti a Camilla perché devi presentare la squadra, mi hanno detto, giusto? Se non sbaglio. Quindi, se siete d'accordo, lascerei la parola a Camilla per questo momento. Prego. Grazie Riccardo. Io sono veramente contenta di essere qui oggi e di tutti gli argomenti che abbiamo affrontato, che sono stati affrontati. Volevo spendere solo 2 parole su 2 macro argomenti. Il tema della maternità è un tema ovviamente che mi tocca in primo luogo in questo momento. Per fare una battuta ci sarebbe bisogno di più imprenditori come Roberto Brazzale, come gli altri che ha citato. Spero che questo modello si espanda oltre il territorio e arrivino degli aiuti concreti, perché una degli articoli che in questi mesi mi ha rattristato di più è stato leggere che ogni settimana dopo il Covid 50 donne restassero senza lavoro e venissero licenziate. Questo spero che nel 2022 sia di buon auspicio, che non succeda, che diminuisca e che non succeda più. Dobbiamo veramente concretamente aiutare le famiglie con tutto quello che possiamo fare noi imprenditori. Inoltre noi come simbolo, noi giovani imprenditori, vogliamo ritirare fuori un argomento che un gadget, diciamo, che era già stato pensato qualche anno fa da mio fratello Matteo, che è stato anch'esso presidente, che è stato una baby card simbolica da dare agli associati come stimolo a iscrivere i propri figli all'associazione e come simbolo di continuità anche della nostra associazione. Invece, per quanto riguarda il tema dei giovani e del territorio, volevo soffermarmi su un punto. Noi giovani imprenditori ne abbiamo parlato tanto in questi mesi, ne ho parlato tanto con Laura e siamo pronti a metterci in primo piano per andare anche nelle aziende a presentare per andare nelle scuole a presentare le nostre aziende e a raccontare le cose meravigliose che facciamo, perché sono convinta che gli studenti non lo sappiano. Bisogna comunicare meglio e noi giovani credo che lo sappiamo fare abbastanza bene, quindi ci mettiamo d'impegno per questo. E concludo dicendo che un'altra idea del nostro mandato è quella di creare un corso di formazione che unisca sia gli imprenditori che gli studenti, quindi di farli collaborare insieme per conoscerci
e per costruire un progetto finale insieme. Credo che un lavoro di squadra sia la risposta al fatto che non si debba più scappare dal territorio, magari parlandosi concretamente tra giovani imprenditori e giovani che cercano lavoro, si riuscirà a trovare la chiave giusta per un futuro migliore. Grazie. Concludo, vorrei chiamare la mia squadra sul palco per presentarvela ufficialmente. Parto con i miei vicepresidenti, Giovanni Carta, Sofia Casolo, Matteo Perin e Alberto Pranovi. Passo poi ai consiglieri, non so se ci siano tutti, però li chiamo. Roberto Fracca, Alessandro Fraccaro, Annalisa Rossetto, chi manca? Qualcuno? Scusate, Federica Caprin, l'emozione mi tradisce, e anche un invitato, non si chiama permanente, ma per noi è un invitato speciale, Rocco Finco, e c'è anche Francesco Zanconato, che non è potuto essere qui perché è all'estero. Vorrei ringraziarli anche insieme. Vorrei ringraziarli davvero perché questo per me è un momento molto particolare. Loro mi hanno spronato fin da subito e mi hanno aiutato molto, e questo vuol dire essere una vera squadra pur essendo solo agli inizi, quindi le prospettive sono rosee. Grazie a tutti. Se durante la foto applaudite, sorridono di più. Bene, grazie mille. Grazie mille. Io chiamerei sul palco il presidente di Confindustria Giovani Vicenza, Di Stefano, per la chiusura. Nazionale, sì, chiedo scusa, prego. Validissima Presidente, quindi non mi prendo un merito non mio. Bene, grazie davvero per questo invito, cari colleghi. Sono davvero contento di essere qui con voi. Consentitemi di ringraziare in primo luogo Camilla Cielo, che sta facendo, anche se agli albori del proprio mandato, un lavoro eccellente. Salutare l'uscente, che comunque resta nel nostro movimento e quindi è sempre con voi, e che ha fatto un lavoro altrettanto esemplare, la Presidente della territoriale Laura Dalla Vecchia, il Presidente regionale Marco Dalla Bernardina. È molto bello tornare a vedere anche nei territori sale piene di giovani, ed è francamente un segnale positivo per il nostro sistema e per naturalmente il sistema paese. Chi fa le conclusioni ha 2 mandati: essere particolarmente breve e cercare di non ripetersi, e devo dire è difficile, perché gli interventi che mi hanno preceduto hanno tracciato un quadro particolarmente denso di stimoli, di suggestioni. Quello che mi ha particolarmente colpito nella scelta del tema è che ha declinato a livello locale. È stato molto interessante poi per me, che sono meridionale e quindi conosco meno le vostre realtà, ma è stato molto interessante vedere come
tutto sommato le riflessioni che si fanno in una comunità, per quanto, ripeto, privilegiata, ricca di imprese, di possibilità come la vostra provincia, che siano tutto sommato le stesse di quelle che si fanno nella COP26 di questi giorni, che si stanno facendo sul G20, che ha fatto Youth for Climate qualche mese fa, e che quindi in definitiva ci riporta l'idea che noi lavoriamo per un concetto molto più ampio del nostro orticello, del nostro territorio, che poi è la nostra, l'intera umanità. Il nostro ruolo di imprenditori come attori sociali è connaturato, è automatico, spesso lo dimentichiamo, ma e quindi scegliere una location come questa, che ci riporta, diciamo, ad una responsabilità sociale di impresa ante litteram, ricorda anche con una certa nota d'orgoglio i processi di trasformazione sociale, di, speriamo, miglioramento che con il nostro lavoro applichiamo e rendiamo possibili nei territori in cui viviamo. Qualche giorno fa inauguravo un evento che era un grande investimento di Art Bonus, per esempio è uno strumento di partenariato pubblico-privato, di alleanza tra pubblici e privati, che ha permesso a tantissimi imprenditori, con un incentivo fiscale importante, di investire sul patrimonio monumentale ed artistico del territorio in cui si opera. Quindi, come dire che facciamo tutto per le persone è una sintesi schietta e sincera. Lo facciamo per le famiglie che lavorano quasi sempre, insomma, per la gran parte dei casi, dentro le nostre aziende, la nostra famiglia d'origine, ma le famiglie che poi diventano un tutt'uno con la nostra comunità. E le sfide che, diciamo, la post-pandemia, che la trasformazione digitale, la trasformazione ecologica, le tre grandi transizioni che stiamo vivendo ci pongono, sono altrettanto ardue, e non cito nessuno in particolare perché erano troppi gli spunti interessanti, però, come dire, ripartire da un'analisi su ciò che occorrerà da qui a pochi anni per intercettare queste trasformazioni e rendere la vita migliore a tutti, sono state, secondo me, ben sottolineate. Sappiamo che il nostro lavoro sarà fatto di competenze verticali sempre più sfidanti e competenze trasversali esattamente sempre più, come dire, rigorose e presenti. E quindi il prevedere un investimento di quasi 30 miliardi nel PNRR sul sistema capitale umano era tra le richieste che il mondo di Confindustria, il mondo dei giovani imprenditori faceva. Ricordo che noi abbiamo presentato al governo 3 grandi proposte con l'apprendistato duale, con le STEAM Space dentro le scuole medie e con la riforma del sistema della formazione terziaria degli ITS. Ma non ripeto cose, come dire, che conoscete. Occorre, come dire, investire noi sulle trasformazioni di questa società e pungolare i governi affinché facciano lo stesso. L'imprenditore che mi ha preceduto in video si chiamava Brazzati. Naturalmente, con una verve che è tipica di chi lavora e chi crede nelle cose che dice, lanciato non una provocazione, ma un'idea forte, no? Dell'allungare il congedo di maternità, diciamo, ad una parte molto importante della vita di una donna. E io ne colgo naturalmente tutta la forza e la sottoscrivo. Aggiungo però una cosa, che se questo risponde alla battaglia di, diciamo, chiusura del divario generazionale, noi dobbiamo anche guardare alla divario di genere, e allora rilancerei che probabilmente occorre prevedere un ampio lasso di tempo come congedo genitoriale, e poi consentire all'interno di una coppia a uomo e donna di alternarsi nell'allontanamento dal lavoro, perché non è
per quanto sia culturalmente evidente, forse insomma a tutti, che la donna nei primi mesi di vita è il riferimento del bimbo, la verità è che dobbiamo consentire anche un rapido ingresso alle donne diciamo reintroduzione nel lavoro, proprio per evitare che le loro carriere siano in qualche modo frenate. Non ci devono stupire le statistiche che poi vedono le donne sempre con un gap rispetto alle posizioni e rispetto ai salari. Quindi non è scritto da nessuna parte che, in ipotesi, un anno di permesso genitoriale non preveda una staffetta tra papà e mamma nella cura del proprio figlio. Quindi io riflettevo e ne apprezzavo tutto il portato, che è figlio di azioni concrete, quindi non solo di parole, di cose che applicate in azienda, ma lo rilancerei perché diventi un volano non solo in chiave di divario generazionale, ma anche per riaffermare quanto abbiamo bisogno del potenziale femminile dentro la nostra economia. I dati e la curva, lui chiama suicidio demografico, forte però vero, la curva demografica ci impongono, secondo uno studio di Guai che abbiamo anche riportato in parte su Napoli, ci dice che dobbiamo nei prossimi 5 anni immettere 2,3 milioni di donne nella forza lavoro paese e 1,2 milioni di NEET. Cioè, stiamo parlando di milioni di persone che vanno inserite nel mercato del lavoro. È un'emergenza nazionale. Quindi l'afflato con cui ne parlava, con cui ci siamo scambiati considerazioni sulla persona al centro, devono darci la forza da qui ai prossimi mesi di stimolare i decisori a scelte forti e a vincoli di bilancio più labili in virtù di qualcosa di molto più alto che è la persona. Io vi ringrazio davvero per l'invito e congratulazioni. Io vi ringrazio per essere stati qua. Adesso di qua c'è un momento di rinfresco. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti e grazie per aver organizzato questo bel momento di confronto. E niente, ci rivediamo di là. Grazie.